Siamo qui a Strasburgo, sono qui insieme alla collega Pina Picerno. Oggi con soddisfazione abbiamo votato quasi all'unanimità una risoluzione del Parlamento europeo che si impegna contro ogni forma di mutilazione genitale. Un provvedimento molto importante a cui ha lavorato Pina Picerno insieme a tutto il gruppo dei socialisti e democratici. Credo che questa sia una legge molto importante di civiltà perché purtroppo sono troppe, ancora troppe le donne che nel mondo subiscono questa forma di violenza. Beh, è una forma di violenza particolarmente odiosa perché colpisce nell'intimo le donne, è una forma particolarmente inaccettabile di violenza e per questo noi siamo impegnati da tempo a combatterla con tutte le nostre forze e credo che le istituzioni per ogni ordine e grado debbano contribuire e dare il proprio contributo appunto a combattere quella che è una vera e propria piaga che riguarda 600.000 donne in Europa e 200 milioni di donne nel mondo. Capirete che si tratta di numeri enormi, di una violenza persino inconcepibile che affonda le sue radici in pratiche tribali, culturali antiche su cui abbiamo l'esigenza di intervenire. Oggi il Parlamento segna un punto importante a tutela del corpo delle donne e dobbiamo continuare, credo, su questa strada. Insieme a tutte le associazioni femminili e alle tante donne, tantissime giovani donne che oggi sono qui a supportare questa importante iniziativa.